San Felice. Vierno s'avvicinava e lo prevede, come a tutte le cristiane, seva provvede di lei una fermo per la focagna, se no era fuoco morto dalla cimenea. Bello giorno, che stava spiccio, perché nessuno si sposava, non ci stavano creature davanti a, tutti mangiavano allo paese e nessuno cerneva. Chiamavo lo sacrestano per secare con lo strengone, certo lei una fermo che stava abbandonata da tant'anni, a parte di la cantina che stava sotto la canonica. Pigliarono un tronco, lo sistemarono e piano piano avviarono a secane. Era tosto, perché era più vecchio e con lo tempo si era annussato. Dopo una mezza segata, lo sacrestano, un getto lo strengone con una effola di coteca, girava con il tronco e vedette che quello era San Felice vecchio. Monsignor, dicette due poveretto, addenocchiandosi e facendosi la croce. Ma questo è San Felice. State zitta e seca, voglio, lo incroccavo quello prevede, o vai dallo fuoco, o morimo noi di freddo. Di San Felice Martire, protettore e patrono di Montecalvo Irpino, si conservano le spoglie in un'urna. Il tutto fu donato, con bolla di Papa Clemente X, al duca Carlo Pignatelli di Montecalvo nel 1673, che in seguito ne fece dono al paese facendo traslare l'urna nella collegiata di Santa Maria, ora basilica di Santa Maria Assunta in Cielo. Vedi fonte per la storia di Montecalvo, tomo primo, di Giuseppe Locasale e Giovanni Bosco Maria Cavalletti, edito nel 1985 per i caratteri della Poligrafica Ruggiero di Avellino. La festa del santo ricorre il 30 agosto, ma i montecalvesi col tempo l'hanno quasi dimenticata. Questo racconto circolava tra i contadini fino alla metà del Novecento. Molti di essi erano affittuari delle terre di proprietà della Chiesa e questo creava antagonismo e dissapori tra loro e il clero, che incassava l'affitto su proprietà terriere ricevute in dono da fedeli senza eredi. È impossibile appurare quanto vi sia di vero in questo punto. Sicuramente oggi una qualsiasi statua di santo, pure in pessime condizioni, si cercherebbe di recuperarla e possibilmente restaurarla. Vi era un detto che i contadini erano soliti ripetere. Lo previte dice, fa come dico io, no come fa zio. Il prete dice, fa come dico io, non come faccio io. Testo di Angelo Siciliano ascoltato dai contadini, con qualche variante rispetto a quello del 1987, edito nel 1988, né Lo Zio d'America, dall'editore Menna di Avellino.